Buongiorno a tutti e vi ringrazio per aver deciso di condividere con noi questo pomeriggio. Ecco. Diamo il via all'incontro e prima di tutto segnalo ai partecipanti che l'evento viene registrato e successivamente verrà reso disponibile ad accesso libero sul canale YouTube dell'Università degli Studi di Udine, Play UniUd. È con molto piacere che presento questo terzo appuntamento del ciclo di incontri intitolato Museologia, Archivistica e Biblioteconomia, la storia delle discipline a confronto, che è organizzato in collaborazione fra il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università degli Studi di Udine e la sezione del Friuli Venezia Giulia del MAB, Musei, Archivi e Biblioteche, che coordina le attività comuni fra le associazioni dei tre ambiti delle professioni della cultura, l'ICOM, l'AIB e l'ANAI. Venerdì 11 marzo, ormai 2 mesi fa, in occasione del primo appuntamento, abbiamo avuto modo di ascoltare la professoressa Paola Marini, che ci ha presentato una splendida relazione dal titolo Il museo ha un nuovo appuntamento con la storia. Il mese scorso, l'8 di aprile, abbiamo avuto ospite il professor Alberto Petrucciani che ci ha parlato di biblioteconomia, una disciplina applicata, radici e prospettive, e entrambe le occasioni sono state registrate e sono disponibili ormai da pochi giorni dopo l'evento sullo stesso canale e raggiungibili insomma molto facilmente. Abbiamo pensato di dedicare i 3 appuntamenti di quest'anno all'approfondimento della storia delle discipline, che guardano agli archivi, alle biblioteche e ai musei. E abbiamo chiesto ai nostri relatori di soffermarsi sui momenti di riflessione più significative e di cambiamento, anche per comprendere la dimensione disciplinare della contemporaneità, dell'oggi, insomma. L'obiettivo dichiarato fin dalla locandina, insomma, che abbiamo indicato in apertura, ecco, è quello di favorire il dialogo fra le professioni e la conoscenza, rivolgendoci in primo luogo agli studenti e ai professionisti, ma anche a quel vasto, ampio mondo degli operatori della cultura che a volte con un po' di fatica, insomma, riescono a salvaguardare, a promuovere il nostro patrimonio culturale. E prima di presentare l'appuntamento di oggi, ci tengo a salutare gli studenti del corso di archivistica dell'Università Roma 3 che si sono collegati con noi e naturalmente me lo permetterete, insomma, gli studenti dei miei corsi di archivistica generale e di archivistica digitale, che qualcuno in presenza e qualcuno insomma ci seguirà nei prossimi giorni in differita. Oggi avremo modo di ascoltare il professor Pittella con una relazione dal titolo Archivi e archivistica tra età moderna e contemporanea. Allora, presentare Raffaele Pittella non mi è facile, anche perché lui e io ci siamo accordati, cioè me l'ha fatto promettere, ecco, sul fatto che non avrei elencato tutti i titoli e tutte le pubblicazioni, ecco. Però non posso evitare di introdurre la sua relazione ricordando il suo ruolo attuale, cioè sovrintendente delle soprintendenze archivistiche e bibliografiche per la Puglia e per la Basilicata. E poi anche i tanti anni di lavoro presso l'Archivio di Stato di Roma, dove tra l'altro tra i vari incarichi è stato anche direttore della sala di studio e coordinatore scientifico della scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, ecco. E poi è stato anche coordinatore del corso di alta formazione in archivistica contemporanea presso l'Archivio Centrale dello Stato, attività di formazione che lo ha portato all'Università di Roma, Roma 3, dove Pittella è titolare della cattedra di archivistica. Ecco. Sono tante, io ho scorso il suo curriculum, le sue partecipazioni a convegni e le sue pubblicazioni, che evito di citarle, sono tante, belle, eccetera. Ricordo solo quella che a me sta un po' più,
a cuore, che ricordo con maggiore piacere, un bel saggio sulla figura di Eugenio Casanova, insomma, personaggio particolare. Il suo articolo era centrato su un momento specifico molto interessante e pochissimo studiato. E poi, insomma, insieme partecipiamo al comitato scientifico della rivista ANAI, archivi dell'ANAI, e poi certamente non si può non indicare che Raffaele Pittella dal 2018 è presidente della sezione Lazio dell'ANAI e anche referente nazionale MAB per gli archivi, quindi chi meglio di lui poteva chiudere, insomma, questo ciclo e rappresentare il fronte degli archivi. Mi piace concludere questa presentazione, insomma, che è stata breve ma non brevissima, forse ho peccato un po', ecco, sottolineando il fatto che ci lega l'interesse verso la storia della nostra disciplina e la passione verso gli archivi, ecco. Uno sguardo non comune a tutti forse, ma questo sguardo lungo sulla disciplina che si vede nelle nostre pubblicazioni e quindi ci fa sentire, io credo, vicino. Prima di lasciare la parola al sovrintendente, visto che io concludo poi qui, insomma, non tornerò, ci tengo a ringraziare le colleghe dell'università e del MAB con cui si è pensato questo percorso, la professoressa Linda Borrean, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Marina Dorsi, rappresentante MAB per gli archivi, il De Menis, rappresentante MAB per le biblioteche, Babette Trevisan e Paola Ventura, rappresentanti MAB per i musei, tutte presenti in questa bella occasione. Ecco. E lascio quindi la parola al professor Raffaele Pittella, a cui seguirà un saluto di chiusura di questo nostro ciclo di incontri 2022 di Grazia Tatò, già direttrice dell'Archivio di Stato di Trieste e riferente MAB per il Friuli Venezia Giulia, che ringrazio moltissimo anche lei per il gran lavoro che fa in favore della professione e di tutte queste nostre iniziative. Prego. Grazie Dimitri, grazie professor Brunetti per questa, devo dire, un po' imbarazzante per me presentazione, perché, come dire, leggere, ascoltare delle cose che ci riguardano, a volte, come dire, ci può inorgoglire, a volte in qualche modo ci crea un certo imbarazzo. Però ti ringrazio Dimitri per le tue parole di stima che naturalmente ricambio. Il mio ringraziamento va al professor Brunetti, agli organizzatori dell'incontro di oggi, all'Università di Udine. Saluto naturalmente gli studenti dell'Università di Udine e saluto i miei studenti dell'Università di Roma 3 che sono attualmente collegati. La relazione di oggi, vi costringerò, come dire, a viaggiare un po' nel tempo, ma anche a viaggiare da un luogo all'altro dell'Europa, a soffermarci a volte in Italia, sulla base di quelli che sono stati dei miei interessi di studio nel corso di questi anni. Interessi di studio legati sia alla storia degli archivi, sia naturalmente legati anche alla storia dell'archivistica. Lo faremo in un discorso di lungo periodo, cercando di capire cosa è cambiato nel corso del tempo e cosa è rimasto in termini non soltanto di valori e di significato della disciplina, ma anche di pregiudizi nei confronti degli archivi e nei confronti dell'archivistica. Provvedo a condividere delle slide. Allora, parliamo degli stereotipi, innanzitutto. Cioè, l'archivistica e gli archivisti sono stati spesso, a partire naturalmente anche dagli archivi, sono stato oggetto di interpretazioni varie, che emergono ad esempio nella letteratura, nel cinema, eccetera. Io partirei da quest'opera realizzata nel 1944, poi stampata nel 1949,
e che è frutto della penna di un magistrato, Ugo Betti, Corruzione al Palazzo di Giustizia. È una lettura molto molto interessante in cui molte pagine sono state dedicate naturalmente agli archivi. Ugo Betti, da magistrato, conosceva benissimo il valore e il significato degli archivi, perché l'analisi di un fascicolo processuale è di fondamentale importanza per assumere delle decisioni che possono essere, che poi sono riassunte all'interno di una sentenza. Per cui Betti sapeva benissimo qual è il potere degli archivi, qual è il significato, il valore degli archivi proprio dal punto di vista pratico, eccetera. Ed è interessante notare come anche in questo testo ci siano una serie di pregiudizi nei confronti sia del ruolo dell'archivista e sia del significato dell'archivio all'interno della società. Cioè l'archivio sembra essere in Ugo Betti più un labirinto. Infatti, se torno indietro all'immagine precedente, ecco, si nota proprio questo. Io ho scelto l'immagine del Dedalo, l'immagine del labirinto, un luogo che nasconde e non un luogo che conserva. Ed è molto interessante soffermarsi su alcuni passaggi, quando sostanzialmente l'archivista viene rappresentato come una sorta di becchino, cioè di colui che prende in carico il passato e sostanzialmente lo seppellisce all'interno dell'archivio. L'archivio diventa una sorta di cimitero all'interno del quale le storie, persone, eventi, situazioni del passato trovano sostanzialmente la loro definitiva sepoltura. Quindi l'archivio non è il luogo in cui della trasparenza, non è il luogo dell'accesso alle informazioni, non è il luogo in cui si conservano le informazioni perché possano essere rivendicati diritti, riconosciuti diritti, eccetera. È il luogo in cui c'è la definitiva sepoltura sostanzialmente della memoria. Ed è questo passo interessante in cui c'è uno dei personaggi che viene definito lo sconosciuto, che chiede a questo funzionario del Tribunale di Cassazione, di questo Tribunale di Cassazione non identificato, no? Dice: ma voi chi siete? Siete l'archivista? E lui gli risponde: no, io sono il becchino, cioè sono colui che incolla un numero su un faldone, sul registro, sul librone, e la gente è convinta che la memoria di quel contenuto all'interno di quel registro, di quel faldone, eccetera, rimanga nei secoli, e in realtà invece è il luogo in cui tutto viene sepolto, tutto viene dei fatti del passato se ne oscura sostanzialmente la memoria. Beh, cerchiamo di capire però adesso se c'è una qualche attinenza tra questi pregiudizi, tra questi modelli interpretativi e la storia degli archivi e la storia dell'archivistica. Probabilmente degli elementi che rimandano a questa immagine in realtà ci sono nella realtà dei fatti. E inizierei a parlarvi di tutto questo partendo da due affermazioni, una che riguarda Max Weber e un'altra che riguarda Baudetier. Max Weber sicuramente non voleva parlare di archivi quando sottolinea che il potere si manifesta e funziona come amministrazione. I suoi interessi erano di natura economica, sociologica, eccetera. Baudetier invece, da storico, archivista, paleografo, e in realtà invece ci vuole parlare proprio degli archivi.
e sottolinea in un passaggio interessante di un suo scritto che in realtà gli archivi hanno nella storia una duplice funzione, quella di consentire a chi li ha prodotti, cioè al soggetto produttore, ma in realtà qui a chi li ha prodotti, a chi li detiene anche, a chi li conserva, di difendersi o da attaccare. Quindi sostanzialmente sono uno strumento del potere. E perché ho messo insieme queste due affermazioni? Perché sicuramente l'immagine di Max Weber del potere che si manifesta e funziona come amministrazione ci porta a sottolineare che se il potere agisce sotto l'abito dell'amministrazione, sicuramente produce documentazione, perché un'amministrazione ha bisogno di documentazione per funzionare e per agire all'interno di una società. E quindi sostanzialmente da queste affermazioni di Weber e di Bautier capiamo cosa? Che l'immagine che circola comunemente, vale a dire dell'archivio come luogo che nasconde, degli archivisti come sentinelle, come guardiani della documentazione, che in qualche modo non consentono l'accesso alla documentazione, è probabilmente un'immagine che affonda le sue radici nella storia. E se ci viene, come dire, iniziamo a riflettere un po' sulle prime concentrazioni archivistiche importanti, medievali, quelle come ad esempio il cosiddetto Trésor de Chartres, che viene, questa concentrazione archivistica che viene realizzata in Francia intorno al 1200, beh, tutti quegli elementi di cui ci ha parlato Betti nel suo dramma per teatro, cioè vale a dire l'archivio come luogo in cui si nascondono le informazioni e l'archivista invece come colui che controlla le informazioni e fa in modo che le informazioni non circolino e non vengano diffuse in maniera facile e veloce. Beh, in realtà questa idea dell'archivio tesoro è un'idea, come dire, che in qualche modo si lega all'immagine che ci ha presentato Betti. Tesoro perché? Beh, tesoro innanzitutto perché è una selezione di documenti ed è sostanzialmente quell'insieme di carte sul quale il potere legittimava la sua esistenza, legittimava la sua forza, legittimava la sua capacità di agire sulla società. E allora questa idea dell'archivio come luogo blindato o schermato o nascosto, eccetera, è qualcosa che in realtà non si discosta e non si allontana da ciò che effettivamente è avvenuto nella storia. E voglio a questo proposito presentarvi qualche caso di studio su cui ho puntato la mia attenzione nel corso di questi anni. Ad esempio, che cosa avviene in una fase particolare della storia pontificia, in quella fase intermedia tra la cattività avignonese e quindi il momento in cui la corte papale è collocata ad Avignone e il momento in cui invece la corte papale torna nuovamente a Roma. Cosa sono gli archivi del pontefice in quel periodo? Beh, in realtà sono archivi itineranti, sono parte del tesoro del pontefice, cioè quando il pontefice si sposta da una parte all'altra da Avignone a Roma, passando per la Svizzera, passando per molte città dell'Italia centro-settentrionale, in realtà che cosa fa? Porta con sé la propria documentazione che considera proprio sua, considera parte del proprio tesoro e
consultando ad esempio i libri dei conti dei pontefici di quel periodo, il periodo, come vi dicevo, di Martino V ed Eugenio IV, emerge proprio questo. Da quei libri di conti si capisce chiaramente che nel momento in cui il pontefice si sposta, con lui si sposta non soltanto la sua biblioteca personale, non soltanto il tesoro o pontificio, ma si spostano anche i documenti, quei documenti più importanti, quelli che costituivano il tesoro sostanzialmente archivistico del pontefice, sui quali, come vi dicevo, fondava il pontefice la legittimazione della propria esistenza e del proprio potere. E quindi ecco che ancora la storia in qualche modo ci porge il destro rispetto a quella immagine dell'archivio e dell'archivistica che emerge dal testo di Betti, dove forse, come dire, una serie di preconcetti, di immagini forzate dell'archivio e dell'archivistica che sicuramente appartengono meno al nostro presente, in realtà appartengono anche fortemente al nostro passato. Dico appartengono meno perché? Perché naturalmente noi sappiamo benissimo che non tutti gli archivi sono immediatamente consultabili, non tutte le informazioni contenute in un archivio sono immediatamente accessibili a tutti, compresi gli studiosi. Esistono una serie di cautele legate naturalmente al segreto di Stato, legate naturalmente alla privacy, legate al diritto all'oblio, eccetera, eccetera, che non permettono di consultare tanta documentazione. E quindi in realtà c'è qualcosa che differenzia un po' l'oggetto documento archivistico, ma lo differenzia in maniera forse un po' sostanziale rispetto agli altri beni culturali, che è quello del valore giuridico probatorio della documentazione, che è, come dire, un elemento fondamentale dell'oggetto documento archivistico e che in qualche modo è quell'elemento che poi ha alimentato l'idea dell'archivio come il luogo blindato, schermato, la cittadella della memoria e non il luogo aperto, il luogo, come dire, a cui tutti possono accedere, come può essere naturalmente un museo, una pinacoteca, eccetera. E quindi queste immagini del passato e questi stereotipi che troviamo nella letteratura in realtà sono molto più stretti e collegati fra loro rispetto a quello che solitamente noi possiamo immaginare come frutto soltanto della penna di un letterato. E come vi dicevo, sfogliando i libri dei conti di Martino V, di Eugenio IV, vengono fuori una serie di informazioni che riguardano appunto questo muoversi della documentazione archivistica sulla scia degli spostamenti compiuti dai pontefici. I libri dei conti ci parlano di spese sostenute per funi, casse, telecerate all'interno delle quali avvolgere e custodire la documentazione. Spese che di volta in volta vengono rinnovate nel momento in cui si passa da Mantova a Ferrara, a Bologna, a Firenze, fino a giungere a Viterbo. Ed è, come dire, se è molto interessante leggere questo libro dei conti perché viene fuori un'immagine, un affresco di questa corte pontificia in movimento eccezionale. La stessa cosa può dirsi, ecco, io vi ho proposto una trascrizione, una velocissima trascrizione appunto di un mandato di pagamento che riguarda proprio lo spostamento dei registri, il trasporto da Ginevra a Mantova degli archivi pontifici. E la stessa cosa può dirsi all'epoca di Eugenio IV. Ecco, e quindi che cosa significa questo? Che sostanzialmente in quella fase della storia degli archivi, l'archivio è proprietà, è un oggetto proprio del sovrano,
del principe e viaggia naturalmente con il principe, viaggia con il sovrano e quindi non è qualcosa a cui tutti possono accedere, non è un qualcosa che riguarda tutti, è un oggetto invece che, come diceva Bautier, serve a chi lo detiene, in questo caso il principe, il sovrano pontefice, per difendersi e per attaccare. Vi ho riportato anche qui in questa slide una serie di notizie che riguardano appunto queste spese sostenute all'epoca di Eugenio IV per il trasporto degli archivi pontifici. Naturalmente, come vi ho detto in premessa, vi costringerò a spostarci nel tempo e a spostarci da una parte all'altra dello spazio geografico. Adesso, come dire, ci siamo concentrati a Roma, poi ma siamo partiti dal Trésor des Chartes francesi, siamo partiti da una pagina di letteratura della metà del Novecento, quindi non me ne vogliate se vi sottopongo a questa serie di spostamenti da una parte all'altra nello spazio geografico e nello spazio storico. Benissimo. Allora, ecco, io mi soffermerei su questa immagine dell'archivio che proviene da una pagina di Isabella Zanni Rosiello, che sappiamo essere un'importante studiosa dell'archivistica e della storia degli archivi. Cosa sono gli archivi? Beh, in realtà gli archivi, più che sembrare, come è emerso da queste mie poche riflessioni, come un prodotto naturale, spontaneo, che in realtà rispecchia le funzioni e le competenze di chi ha prodotto quel complesso documentale, sono in realtà, come dice chiaramente Isabella Zanni Rosiello, l'immagine che il potere sceglie di conservare di se stesso per il futuro. Cioè, che cos'è? Sono un oggetto che serve sostanzialmente, che ogni presente produce e che conserva perché utilizzandolo e riutilizzandolo nel corso del tempo, sostanzialmente. Viene fuori anche da queste parole di Isabella Zanni Rosiello questa stretta relazione che esiste tra il potere e gli archivi, quella stretta relazione che emergeva anche attraverso le parole di Weber e naturalmente ancora di più attraverso le parole di Bautier. Cioè, sostanzialmente, cosa sono gli archivi? Servono al mantenimento e al consolidamento del potere dei ceti dominanti, come afferma chiaramente Isabella Zanni Rosiello. Ed ecco che ancora una volta quella immagine che noi consideriamo un po' stereotipata, frutta dell'immaginario collettivo o ancora di più dell'immaginario letterario, come è venuta fuori dal testo di Betti, in realtà trova una sua corrispondenza nella storia degli archivi e nella storia dell'archivistica, proprio perché si sottolinea spesso, e Zanni Rosiello lo fa in maniera chiara e immediatamente evidente, questo legame stretto, fortissimo, quasi genetico che esiste tra il potere e la documentazione archivistica. E quindi quelle immagini più che stereotipate sembrano in qualche modo delle immagini fortemente legate alla storia degli archivi e alla storia dell'archivistica. Ma cosa sono diventati gli archivi nel corso del tempo? Beh, io qui utilizzerò nuovamente un caso romano, un caso che ho studiato, che è questa grande concentrazione archivistica, frutto di Papa Innocenzo XII alla fine del Seicento, che crea il Palazzo di Montecitorio come sede dei maggiori tribunali centrali romani, ma anche come sede degli archivi afferenti a questi tribunali romani. Bene, l'archivio da tesoro, da diciamo così, un oggetto caratterizzato da una selezione di documenti, si trasforma in un archivio sedimento.
cioè in un archivio dove quotidianamente vengono conservate le carte prodotte dalla pubblica amministrazione. Ma che genere di archivio è? Un archivio aperto a tutti, un archivio a cui tutti possono accedere? No, continua ad essere ancora un archivio schermato, un archivio protetto, dove soltanto pochi possono accedervi. Cioè un archivio sostanzialmente a servizio del principe, che non viaggia più insieme al principe, ma di cui il principe si serve per il mantenimento dell'ordine costituito e per naturalmente il mantenimento del proprio potere e dello status quo. È un archivio quindi molto più vasto, molto più esteso rispetto all'archivio tesoro, quello della monarchia francese, dove ad esempio nella Cappella Palatina trovavano posto soltanto quei documenti effettivamente più significativi per il consolidamento, per la conservazione, per il mantenimento dell'autorità e del potere della monarchia francese. L'archivio sedimento invece è qualcosa che, come dire, riflette il funzionamento della pubblica amministrazione, per usare un'immagine cencettiana dell'archivio, riflette il funzionamento della macchina dello Stato, ma continua ad essere un oggetto in qualche modo di proprietà diretta del pontefice, del principe, del sovrano. Nel caso ho parlato del pontefice perché vi facevo il caso romano, perché è sostanzialmente quello che gli stessi contemporanei definivano un civile arsenale, cioè vale a dire il luogo che serve al potere e quindi al soggetto produttore per difendersi e per attaccare. L'immagine del civile arsenale è un'immagine molto vicina a quella che ci ha proposto Bautier, cioè vale a dire dell'archivio come lo strumento che serve per difendersi e per attaccare da parte di chi lo detiene. E quando nell'Eusevologio Romano del 1698 un contemporaneo di Innocenzo XII, un personaggio di spicco della curia romana, Carlo Bartolomeo Piazza, descrive questo archivio che viene impostato da Papa Pignatelli nel Palazzo di Montecitorio, ecco, si sottolinea proprio questo, cioè emerge l'immagine dell'archivio sedimento, quindi di un archivio che è il frutto di una sedimentazione continua, costante, diremmo quasi giornaliera della documentazione prodotta dalla pubblica amministrazione, ma è un oggetto il cui controllo spetta al monarca, spetta al principe e il principe utilizza questo oggetto fatto di carte, fatto di documenti, per naturalmente fare cosa? Per difendere l'ordine costituito, per, come dire, tutelare quello che lui dice in una visione molto paternalistica del ruolo del monarca, per tutelare la giustizia, per tutelare, per tutelare tutti gli interessi pubblici e gli interessi privati. Cioè sostanzialmente il sovrano utilizza questo civile arsenale per difendere l'ordine costituito. E qui ancora torna quella immagine dell'archivista come la sentinella, come il guardiano, e dell'archivio come un luogo schermato, come un luogo chiuso, una sorta di cimitero della memoria dove soltanto alcuni becchini, come emergeva dall'immagine di Ugo Betti, possono accedere, cioè coloro che incollano su questi corpi documentali un numero e sono in grado di muoversi in questo dedalo che naturalmente non è fruibile da tutti, ma di cui soltanto alcuni conoscono le strade per accedervi e per uscirne, e ne sono naturalmente gli archivisti. È un'immagine, adesso ci spostiamo in un'altra area, in un'area molto più vicina agli organizzatori di questo convegno, nell'area veneta. Beh,
se vado a leggere il De Archivis di Baldassarre e Bonifacio, io in realtà mi rendo conto che questo rapporto stretto tra l'archivio, il potere e l'uso che il potere deve fare degli archivi, così come prima evidenziato, vale a dire un uso politico, un uso strumentale, emerge fortemente. In realtà spesso si è letto Baldassarre Bonifacio come una delle prime testimonianze diciamo così, di cultura archivistica. In realtà io lo leggo come un testo fortemente politico e non a caso questo testo nasce, cioè viene pubblicato insieme ad un testo di natura giuridica. E che cosa emerge a mio avviso anche da questa unione di due testi che vengono pubblicati contemporaneamente, uno che riguarda gli archivi e un altro che riguarda sostanzialmente il diritto romano. Emerge proprio questo, che a mio avviso nell'intenzione di Baldassarre Bonifacio vi era probabilmente l'obiettivo egli intendeva perseguire l'obiettivo di sottolineare come la classe dirigente veneziana, in questo caso, non potesse trascurare l'importanza degli archivi ai fini del mantenimento e del consolidamento del potere. Ed emerge chiaramente dal testo di Baldassarre Bonifacio, anche nel momento in cui egli mette chiaramente in evidenza come in realtà gli archivi, anche nell'ambito di quei contesti molto lontani rispetto a quello europeo, lui parla degli archivi dei barbari, cioè di quelle popolazioni completamente straniere, no? Lontane dal diritto romano, siano, come dire, fondamentali, siano state fondamentali per la conservazione delle informazioni e per l'uso che il potere poteva fare di quelle informazioni, di quei dati, eccetera. Ed è, come dire, interessante notare, ecco, come si torna nuovamente a sottolineare questo rapporto tra l'archivio e il potere nel momento in cui la parola pubblico, no? L'aggettivo pubblico torna in tutte le definizioni che Baldassarre Bonifacio ci fa dell'archivio. È il luogo in cui si conservano gli atti pubblici, è il luogo in cui si conserva i documenti che appartengono allo Stato, i pubblici monumenti. È il luogo pubblico, quindi il luogo sotto il controllo dello Stato in cui si conserva la documentazione dotata di fides publica, cioè gli strumenti. Allora, qual è l'idea che emerge sostanzialmente da queste riflessioni che fa Baldassarre Bonifacio? Uno, che l'archivio e il potere sono strettamente collegati fra loro, che un archivio nasce in relazione all'uso che delle carte, dei documenti ne fa il potere e al bisogno da parte del potere di conservare e di custodire la memoria di atti o fatti giuridicamente rilevanti. E il locus in quo acta publica si conservano. È il luogo in cui si conservano gli strumenti, cioè la documentazione, come vi dicevo, dotata di fides publica. E anche nel momento in cui, ad esempio, salto qualche slide. Ecco, nel momento in cui lui ci parte degli archivi dei barbari, cioè vale a dire di quelle popolazioni che non rientravano nell'orbita del diritto romano, nel caso specifico lui ci parla ad esempio degli archivi peruviani, giungono naturalmente queste notizie, queste informazioni che riguardano l'America e naturalmente attirano l'attenzione di Baldassarre Bonifacio e nel momento in cui lui ci dice non è il supporto significativo, cioè per definire un archivio, ma ciò che conta è che, come dire, quel supporto contenga delle notizie, delle informazioni che sono
utili allo Stato, utili al potere, utili alla legittimazione del potere. E quindi anche nel caso degli archivi peruviani, dove non abbiamo carte, non abbiamo pergamene, ma abbiamo delle cordicelle di diverso colore e variamente annotate, anche quello è un archivio pubblico, è un archivio sostanzialmente che contiene delle informazioni che sono utili allo Stato e sono naturalmente utili alla classe dominante, al ceto dominante. Ecco, vi ho sottolineato, appunto, vi ho messo qui, proprio vi ho trascritto questo passaggio, no? Dice presso numerose popolazioni lontane, no, dalla nostra cultura romana, esistono archivi, come nel caso naturalmente del Perù, dove archivi sono collocati in grandi città e dove ci sono ministri particolarmente esperti, no? Quindi sono archivi gestiti da archivisti particolarmente esperti che, come dire, conservano queste corde di vari colori e variamente annodati. Allora, che cosa emerge dal testo di Baldassarre Bonifacio? Che in realtà siamo in una dimensione, in una visione dell'archivio in cui sostanzialmente l'archivio ha una funzione fortemente giuridico-probatoria e soprattutto serve al ceto dominante. Sappiamo quanto Baldassarre Bonifacio abbia avuto un ruolo significativo all'interno del contesto della formazione della classe dirigente veneziana, no? Per i ruoli che egli ha avuto. Praticamente Baldassarre Bonifacio sottolinea proprio questo, cioè di quanto sia importante la conservazione di un archivio e soprattutto la consapevolezza da parte di chi deve comandare, da parte di chi deve tutelare l'ordine costituito nel garantire la corretta conservazione degli archivi, perché lì trova le informazioni giuste per poter governare. E anche in questa pagina su cui spesso di Baldassarre Bonifacio, su cui spesso si è soffermata l'attenzione dei nostri archivisti, quando lui ci dice qual è il migliore ordine che si può dare ad un archivio. Beh, io più che una riflessione, diciamo così, di natura archivistica, io ci vedo una riflessione legata soprattutto all'uso che dell'archivio si deve fare dal punto di vista politico, perché quando in questa visione molto platonica, in cui quando ci dice che in realtà l'ordine perfetto su questa terra non esiste, e quindi ci torna in mente la filosofia platonica, e ci dice, beh, forse potremmo conservare la documentazione per luoghi, potremmo conservare la documentazione per materia o per tipologia documentaria, potremmo conservare la documentazione in ordine cronologico. Che cosa ci viene? Che cosa viene fuori sostanzialmente? Beh, in realtà viene fuori un'immagine sostanzialmente di conservazione documentale molto funzionale, molto vicina rispetto a quello che è l'organizzazione dello Stato veneziano, dove abbiamo una terraferma e abbiamo sostanzialmente una serie di, come dire, un potere che si estende nello spazio mediterraneo, che si stende nello spazio mediterraneo. Quindi, ecco, ritornando nuovamente a Betti, quanto c'è, come dire, di realtà storica all'interno di quel modello interpretativo di cui la letteratura, la cinematografia molto spesso si è fatta portavoce, vale a dire l'archivio labirinto, l'archivio Dedalo, l'archivio come luogo che nasconde, l'archivista come luogo che non, come uomo che non fornisce le informazioni, ma in qualche modo le tiene per sé, le serba per sé e le custodisce per metterle a disposizione semplicemente di pochi. Andiamo avanti. Saltiamo un po', come dire, in avanti e questa volta ci torniamo nuovamente in Francia. Nella Francia in cui presso la Cappella Palatina si conservava
gli oggetti più preziosi del tesoro della monarchia francese, tra cui naturalmente i documenti più significativi, torniamo in una Francia diversa, in una Francia del 1794, una Francia rivoluzionaria sostanzialmente, in cui si dice che i cittadini possono accedere agli archivi. Ma anche qui, come dire, non è un accesso libero e incondizionato. Possono accedere agli archivi nel momento in cui ricercano dei documenti che sono in qualche modo funzionali a dimostrare il possesso da parte loro di determinati diritti. Perché entro, o come dire, mi sposto nella Francia rivoluzionaria? Beh, perché lì è l'inizio per un'inversione di marcia. Cioè, sostanzialmente gli archivi, sebbene non vengano considerati come un luogo in cui tutti liberamente possono accedere, comunque è un grande passo in avanti rispetto all'archivio Arsenale, che abbiamo visto essere caratterizzato in maniera fortemente eloquente da quell'archivio che Innocenzo XII crea nel Palazzo di Montecitorio, ma anche l'archivio che emerge dalla legge del Sette Messi d'Oro del 1794, quindi dell'anno secondo della Repubblica, è un archivio molto diverso, ancora di più rispetto all'archivio Tesoro, al Trésor de Chartres o agli archivi che Martino V e Eugenio IV portano con sé nei loro numerosi spostamenti da Avignone a Roma. Ed è un archivio dove sostanzialmente cambia anche l'archivista. E a me, come dire, vorrei parlarvi di una transizione sostanzialmente. C'è dal guardiano, la sentinella, il becchino, per usare le parole di Betti, in realtà abbiamo il poeta, il lirico. E il lirico, il poeta, è qualcuno che vuole comunicare a molti, cioè se no non c'è, come dire, la lirica, la poesia, sebbene abbia come oggetto l'io, in realtà è uno strumento che serve a comunicare, che serve a parlare agli altri. E perché vi parlo del lirico? Perché in realtà in quella Francia rivoluzionaria cambia anche la fisionomia dell'archivista, che non è più il notaio sostanzialmente, non è più il burocrate a servizio del potere, non è più quindi il becchino, ma è un poeta, è qualcuno sostanzialmente che usa la propria voce per diffondere un messaggio. E mi viene in mente chi? Mi viene in mente la figura di Michelet, noto a tutti noi per essere stato il grande storico della rivoluzione francese. Ancora oggi i testi di Michelet, nonostante il tempo che ci separa dal momento in cui essi vennero redatti, sono dei testi fondamentali per lo studio della rivoluzione francese. Ma Michelet non è soltanto un grande storico, è anche conservatore degli archivi di Francia. Ed è un personaggio assai singolare, su cui si è molto soffermato Lucien Febvre, che è, come noi tutti sappiamo, uno dei padri fondatori della scuola degli Annales. E questa parola, il poeta, il lirico, il guardiano, in realtà non sono parole mie, non sono mie definizioni di Michelet, sono definizioni di Lucien Febvre, che ha, come dire, ci ha lasciato delle pagine molto interessanti su questa figura di storico, il quale naturalmente fa parlare gli archivi. E quindi, come dire, l'archivio entra in una dimensione diversa, entra in una dimensione altra rispetto a quell'immagine che ci dà Betti o che comunque trasuda da quell'idea dell'archivio tesoro o dell'archivio civile arsenale. Perché? Perché non è più espressione di quel ceto di funzionari, di burocrati che aveva, come ho scritto in questa slide, supportato la classe politica nel conservare e mantenere il proprio potere. E non è
espressione di quegli apparati burocratici amministrativi che vengono creati dai ceti dominanti per il controllo della società e dell'ordine costituito. Ma è un poeta, è sostanzialmente un lirico, è sostanzialmente colui che fa parlare le carte e che narra il contenuto delle carte, e lo narra naturalmente da una propria visione delle cose, esattamente come poi fa lo storico, no? Che sempre rincorre l'oggettività, no? Ma ci dà una sua versione, una sua interpretazione dei fatti partendo dai documenti. Ed ecco che, come scrive Lucien Febvre, non appena Michelet aveva cominciato a parlare, e quindi gli archivi diventano il luogo in cui si incontrano le persone per capire cosa è stato il passato, il sonno, il freddo, l'ultimo squallore di quel luogo miserabile, cioè dell'archivio, come luogo, diciamo così, non ancora aperto agli studiosi, eccetera, ma che lo diventa in questo momento. Ecco, coloro che si riuniscono lì per ascoltare le sue narrazioni della storia, ecco, rimangono incantati. Perché? Perché sostanzialmente fa Michelet quello che cerchiamo di fare noi archivisti, quello di far emergere delle storie vere, di sangue, carne, calore, vita, luce, dalla documentazione, dalle carte. E ecco, come afferma infatti Michelet, c'è stato questo passaggio, scusate, come afferma Febvre rispetto a Michelet, con Michelet c'è stato questo passaggio. Non più l'archivista guardiano, ma l'archivista poeta. Non più il burocrate, non più il notaio, ma il lirico. Il lirico perché? Perché riusciva a trasportare, a far emergere dalle carte storie vive di sangue e di carne. È un po' l'immagine che mi ritorna in mente, che ci presenta Sapori in Mondo Finito, quando distingue l'archivista in archivista scienziato e in archivista puro, e ci dice l'archivista scienziato è quello che semplicemente ricopia su un registro il nome dei fascicoli e gli dà un numero di corda a questi fascicoli. E poi c'è l'archivista scienziato, cioè quello che sostanzialmente studia le carte e fa emergere dalle carte storie di uomini e di donne del passato, storie di vita, storie d'amore, storie di odio, come naturalmente sottolinea con parole sicuramente più belle delle mie, Sapori in Mondo Finito, quando racconta la sua esperienza di archivista presso l'Archivio di Stato di Firenze, come dire, avendo un po', utilizzando un linguaggio un po' sarcastico, una punta un po' anche fortemente critica nei confronti di alcuni suoi colleghi, che in realtà più che far emergere storie vive di uomini e donne dalle carte, sapevano semplicemente numerare le buste e ricopiare il titolo dell'oggetto di ogni busta. Bene, da Michelet, dalla Francia, adesso, come dire, ci spostiamo nuovamente in Italia. E in realtà quella visione nuova dell'archivista che emerge dal ritratto di Michelet che ne fa Lucien Febvre, è in realtà una visione è un'immagine molto vicina anche alla realtà italiana. Francesco Bonaini, che viene considerato un po' il punto di riferimento del metodo storico, beh, la figura di Francesco Bonaini è una figura che molto si avvicina a quella di Michelet. E quindi siamo entrati in una dimensione nuova, in una dimensione diversa del ruolo dell'archivio e del ruolo dell'archivista. L'archivio che cos'è? Beh, non è più, come vi dicevo, tesoro, non è più pubblico civile arsenale, non è quindi semplicemente un oggetto, uno strumento a difesa che l'elite, i ceti dominanti usano per difendersi o per offendersi, ma l'archivio si trasforma in una sorta di istituto scientifico, come
afferma Bonaini, principalmente destinati a avvantaggiare le discipline storiche. Ed ecco quindi che, sebbene non si dimentichi il valore giuridico probatorio della documentazione, quel valore su cui ho insistito in esordio di questa mia seminario, di questa mia relazione, beh, in realtà emerge un'immagine nuova, una figura nuova dell'archivista. Emerge l'immagine della figura dell'archivista letterato, quello che Lucien Febvre chiamava l'archivista poeta, l'archivista lirico. Emerge la figura dell'archivista letterato, cioè emerge l'immagine dell'archivio come luogo in cui ricostruire il passato, interpretare il passato, raccontare e narrare il passato. Agevolare agli studiosi la ricerca delle fonti storiche. Questo è per Bonaini l'archivio. Certo, con oculata liberalità, non tutti possono accedervi. E, come dire, l'archivio infatti diventa questa oculata liberalità, che significa che sostanzialmente il pubblico dei letterati aveva accesso nell'archivio così come immaginato, così come pensato da Francesco Bonaini, che è colui che in qualche modo architetta, costruisce l'archivio della nazione fiorentina alla metà dell'Ottocento. Gli archivi non si dovevano più risguardare, ci dice Bonaini, come inservienti in principal modo all'amministrazione e giornalieri negozi, ma quali collezioni di monumenti storici, non altrimenti che le gallerie e i musei. Beh, questo mi sembra fondamentale rispetto a tutto il discorso che è stato fatto in questo ciclo di seminari. Ecco, questa avvicinarsi del documento archivistico alle gallerie, ai musei, è qualcosa in realtà molto più vicino a noi rispetto a quello che noi possiamo immaginare. Cioè l'idea invece dell'archivio come il luogo pubblico, del documento pubblico, degli strumenti, il luogo in cui si conserva la documentazione a servizio del ceto dominante, come viene fuori da Baldassarre e Bonifacio, dove ci devono essere ministri espertissimi. Lo dice chiaramente, l'abbiamo visto, Baldassarre Bonifacio lo dice chiaramente quando parla ad esempio degli archivi peruviani, ministri espertissimi in grado di gestire, custodire questa documentazione e soprattutto senza, come dire, che chiunque possa accedervi, ma che questa documentazione venga utilizzata soltanto da chi ha il potere per poterlo fare, perché vive una condizione di potere e vive una condizione di superiorità. Quindi gli archivi non sono più, ci dice Bonaini, inesorabili conservatori dei diritti delle corone, e quindi gli archivisti non sono più le guardiane, le sentinelle dei diritti delle corone. Ok? Ma quindi cambia la figura dell'archivista. Cioè perché l'archivista, come dire, inizia a profilarsi come letterato, la figura dell'archivista inizia ad emergere come quella del letterato, come quello che deve conoscere la storia, non deve semplicemente maneggiare e praticare il diritto, come invece è l'immagine che emerge in Baldassarre e Bonifacio, dove l'archivista e gli archivi sono sostanzialmente strumentali e funzionali all'esercizio del potere. Andiamo avanti in questa nostra lunga carrellata. Ecco, l'archivista letterato cosa deve possedere? Conoscenze storiche, conoscenze paleografiche, diplomatistiche, ok? Essendo gli archivi istituzioni innanzitutto di tipo letterario, come ci dice Bonaini. E qual è la funzione dell'archivista? Quello di redigere strumenti descrittivi della documentazione che innanzitutto siano a servizio degli storici, siano a servizio della scienza storica, ma senza dimenticare naturalmente che questi archivi continuano sempre a svolgere una funzione giuridica probatoria e quindi, ma come dire, una funzione
che va a latere, se non dietro, rispetto naturalmente a quella storica innanzitutto. Per cui siamo entrati in una dimensione assolutamente diversa. L'immagine è assolutamente diversa rispetto al passato e quindi l'immagine che ha Betti dell'archivista e dell'archivio è sostanzialmente un'immagine molto vicina a tutta quella storia degli archivi e dell'archivistica che giunge fino sostanzialmente alla soglia dell'età contemporanea e quindi che giunge sostanzialmente fino alla Rivoluzione francese. Andiamo avanti. Un'immagine, come dire, che in qualche modo stenta a morire. Perché stenta a morire? Perché anche nel momento in cui noi prendiamo in considerazione la geografia archivistica immediatamente precedente all'unificazione nazionale, ci rendiamo conto sostanzialmente che l'idea dell'archivio, così come trovava spazio anche nella geografia istituzionale, nella geografia amministrativa degli stati preunitari, è un'idea in cui il valore giuridico della probatoria della documentazione, che ne avesse detto Bonaini, era molto più evidente rispetto a quello storico-culturale. Erano non tantissimi, ad esempio, gli archivi che afferivano al Ministero dell'Istruzione, a quel ministero in cui afferivano anche i musei, afferivano le biblioteche, perché soltanto Napoli, Firenze, Lucca, Siena, Pisa, Mantova e Venezia avevano archivi di cui, come dire, si sottolineava anche fortemente, proprio in relazione al rapporto gerarchico rispetto al Ministero della Pubblica Istruzione, se ne sottolineava fortemente il valore culturale. La mappa, la geografia archivistica dell'Italia immediatamente preunitaria era sostanzialmente una geografia archivistica che sottolineava invece il valore fortemente giuridico probatorio della documentazione. Torino, Genova, Brescia, Cagliari, Milano, Palermo, Modena possedevano archivi che afferivano al Ministero dell'Interno. Anche a Torino e a Milano c'erano archivi che afferivano al Ministero delle Finanze, archivi che afferivano al Ministero di Grazia e Giustizia, ad esempio, esistevano anche a Lucca e esistevano a Bologna. E quando, dopo l'unificazione nazionale, sostanzialmente per 100 anni e quindi dal 1874-75 al 1974-75 la documentazione archivistica sarà controllata dal Ministero dell'Interno e l'amministrazione archivistica rientrerà nel grande alveo, nel grande perimetro del Ministero dell'Interno, beh, in realtà ci rendiamo conto che quella immagine dell'archivio proposta da Michelet o proposta da Bonaini in realtà si scontrava con una situazione di fatto che vedeva l'archivista collega del prefetto, collega del questore e non sicuramente collega del bibliotecario o dell'archeologo, visto che le biblioteche e i musei afferivano al Ministero della Pubblica Istruzione dopo l'unificazione nazionale e invece gli archivi afferivano al Ministero dell'Interno. Ma torniamo naturalmente al dibattito più strettamente culturale. Ecco, però prima di farlo voglio leggervi proprio questo passaggio di una relazione che io reputo fortemente interessante. È una relazione di Napoleone Vazio che ci racconta dopo 10 anni qual è la situazione archivistica italiana. Beh, emerge proprio questo. Gli archivi cosa sono? Sono sostanzialmente una ricchezza e gloria della patria, delle nazioni civili, cioè si sottolinea sostanzialmente come la documentazione archivistica sia qualcosa che appartenga allo Stato, che appartenga fortemente allo Stato e che lo Stato deve custodire per sottolineare la propria gloria, per sottolineare la propria grandezza. Cioè, a distanza
di più di 10 anni, di quasi un ventennio dall'unificazione nazionale, ecco che questa idea dell'archivio come un prodotto gestito e controllato dal potere non sia, come dire, un'immagine ormai evanescente, ormai perduta, è qualcosa che convive con quell'altra idea d'archivio, cioè vale a dire come il luogo in cui si riuniscono i letterati, come il luogo in cui si racconta la storia, come il luogo da cui si fa emergere il passato. Certo, anche dalla relazione Valzio viene fuori che l'archivio è il luogo in cui si custodisce la memoria di un popolo, ma innanzitutto è la memoria di una patria, della patria nostra, è la memoria della nazione ed è la memoria, cioè sostanzialmente quella memoria funzionale a ribadire la forza e la grandezza di un popolo. Quindi l'uso pubblico sostanzialmente dell'archivio e dei documenti. Ancora un passo in avanti. I personaggi che vedete qui in questa slide, uno sicuramente lo riconoscete subito, è Benedetto Croce, personaggio che ha segnato profondamente la cultura italiana di tutto il Novecento, e l'altro invece, probabilmente molti di voi non lo conoscono, è Leopoldo Cassese, un archivista attivo fino alla prima metà del Novecento. Perché vi parlo di Benedetto Croce e di Leopoldo Cassese? Beh, perché la risposta che dà un po' di decenni dopo rispetto alla riflessione formulata da Benedetto Croce sul ruolo degli archivisti nella società è molto molto interessante. Perché? Perché in realtà getta le basi rispetto a quella immagine poi fortemente caratterizzata dell'archivio che emerge dagli scritti di Cencetti. Ma procediamo con ordine. Che cosa ci dice Benedetto Croce rispetto agli archivisti? Li descrive così: veri animaletti innocui e benefici per la fertilità dei campi dello spirito, e perciò una specie da proteggere non meno che gli innocui e benefici rospi, la cui scomparsa ha rischiato di recente l'agricoltura francese. E aggiunge: cosa sono gli storici? Unico crogiuolo in cui il certo si converte col vero, e la filologia, congiungendosi con la filosofia, produce la storia. È il petto degli storici. Beh, sostanzialmente che cosa emerge? Emerge un'immagine piuttosto riduttiva degli archivisti. Perché? Perché siamo in una dimensione molto vicina a quella della filosofia idealista, cioè sostanzialmente tutto ciò che è particolarmente pratico, tutto ciò che ha attinenza, diciamo così, con il lavoro delle mani e delle braccia, è qualcosa che non eleva lo spirito. E beh, probabilmente Benedetto Croce nel lavoro dell'archivista ci vedeva proprio quella immagine dell'archivista puro di cui ci parlerà poi Sapori, vale a dire di quella sorta di becchino che mette il numero sui cadaveri documentali e poi li depone all'interno di questi oculi che sono le scaffalature di un archivio. E quindi ci vedeva poco rispetto, qualcosa di abbastanza distante rispetto al lavoro intellettuale che poteva essere svolto dagli storici. Sostanzialmente il ruolo degli archivisti era un ruolo sostanzialmente materiale, no? Un lavoro fatto più che con la testa, con le mani sulla carta. Ed è qualcosa su quali gli archivisti di quell'epoca torneranno più volte ad insistere, tra cui appunto Leopoldo Cassese, che nel 1949, quindi un po' di decenni dopo,
Tenete conto che c'è stata anche la guerra di mezzo, tra il 1949 e l'epoca in cui Benedetto Croce aveva formulato le sue riflessioni sull'archivio e sull'archivistica. Che cosa fa? Si gettano le basi epistemologiche della scienza archivistica, che troverà dignità all'interno e collocazione all'interno delle aule universitarie soltanto intorno alla fine degli anni 30 del secolo scorso. E che cosa ci dice? Gli archivisti e i bibliotecari si sono industriati, ci dice, nell'interesse della scienza, a creare due distinte discipline. Cioè sostanzialmente a quell'epoca, e poi ritorna questo molto negli scritti di Cencetti, a quell'epoca sostanzialmente si gettano le basi epistemologiche dell'archivistica, ma come si gettano queste basi epistemologiche dell'archivistica? Beh, distinguendo l'archivistica soprattutto dalle discipline affini e soprattutto quindi naturalmente dalla biblioteconomia. Vedete, nel cercare di dare una base scientifica all'archivistica, quella base scientifica che la filosofia idealista gli aveva negato nell'interpretazione di Benedetto Croce, perché Benedetto Croce vedeva negli archivisti soprattutto un aspetto materiale legato alla gestione della documentazione più che intellettuale, quindi non vedeva esercizio dello spirito, vedeva esercizio delle braccia, cioè spostamento dei documenti, classificare i documenti, inventariare i documenti, ma non ci vedeva nulla, no? di quella tensione filosofica invece che portava poi gli storici ad elaborare in narrazioni il passato. E allora in questa fase in cui gli archivisti tentano di gettare le basi epistemologiche della propria disciplina, lo fanno come? Distinguendo la propria disciplina dalla materia che gli sembrava più affine, vale a dire la biblioteconomia. Perché? Perché le fonti autoriali, come emerge da questo scritto di Leopoldo Cassese, le fonti autoriali vengono considerate il fine di un'attività di un'attività intellettuale, di un'attività culturale. E questo emergerà anche negli scritti di Cencetti, quando si parla di inventario archivistico e di inventario bibliografico. E invece di che cosa si occupa l'archivistica? Cioè di tutte quelle fonti, di tutti quei documenti che non sono il fine di un'attività intellettuale, ma che sono il mezzo, lo strumento per raggiungere invece un altro fine che è di natura pratica, amministrativo, economico oppure di natura politica. Quindi si gioca sulla dicotomia fine-mezzo. Le biblioteche e quindi il documento di biblioteca è il fine di un'attività intellettuale. Il documento archivistico è il mezzo per raggiungere invece un obiettivo che è di tutt'altra natura, che non è sicuramente intellettuale, ma che è di natura amministrativa, pratica, economica, politica o di altro genere. E infatti ci dice Cassese, l'archivio rappresenta per iscritto le res gesta e invece i materiali bibliografici ci danno la storia dei fatti, cioè la storia, no? Cioè raccontano, interpretano i fatti del passato, ma non sono la fotografia del passato. Res gesta, le azioni che nella loro singolarità sono state effettuate nel campo pratico per un bisogno concreto e specifico e meramente utilitaristico. Sono queste le fonti archivistiche. Historia rerum gestarum invece comprende tutti gli scritti che, mediante un processo organico oppure no, la cronaca, logico, fantastico, annali, memorie, biografie, eccetera, eccetera, posseggono un fine tutto teoretico e intellettualistico. Allora sostanzialmente, vedete, l'archivio e il museo e la biblioteca che sembravano, come dire, essersi avvicinati l'uno all'altro, no? Sembravano essere vicini dal punto di vista concettuale, in realtà in questo bisogno tutto
novecentesco di gettare le basi scientifiche di questa disciplina che lo stesso Cassese, con un linguaggio un po', lui era di origine campana, quindi con questa prosa che sentiva ancora fortemente di un regionalismo meridionale, dice è una disciplina abbonnata, scrive proprio così in questo articolo, questa disciplina abbonnata, si gettano le basi per, come dire, scientifiche, distinguendo fortemente, nettamente il documento archivistico dal documento bibliografico. Ma ecco che ci andiamo, come dire, un po' più avanti. Andiamo un po' più avanti e ci spostiamo e torniamo nuovamente in Francia. Questa volta il nostro interlocutore è Marc Bloch. Anche lui, personaggio di spicco della scuola delle Annales come Lefebvre, morto tragicamente durante la resistenza francese nei confronti del nazismo, di origine ebraica, non morto naturalmente per le persecuzioni nei confronti degli ebrei, ma morto proprio perché aveva abbracciato le armi della resistenza. L'immagine che viene fuori dell'archivio dell'archivista con Marc Bloch, sostanzialmente è un'immagine molto più vicina a quella che ci ha proposto Lucien Febvre, non potrebbe essere altrimenti, siamo nell'ambito della scuola degli Annales, cioè nel momento in cui in Italia si distinguono il documento biblioteca e si distingue il documento archivio, nella visione invece della scuola dell'Annales, dove il concetto di documento esplode, tanto come dire che Marc Bloch, per chi ha letto l'Apologie de l'Histoire, sa benissimo che considera documento anche la tegola, no? Relitto del passato, perché rappresenta un modo in cui gli uomini e le donne del passato hanno utilizzato la loro intelligenza e le loro mani per costruire degli oggetti. Quindi nel momento in cui si afferma il concetto di cultura materiale, che poi troverà albergo nella nostra cultura italiana, molto dominata dall'idealismo crociano, soltanto a partire dagli anni 70, 80 del Novecento, grazie naturalmente soprattutto all'impulso di alcuni archeologi, come ad esempio Garantini, che scrive Archeologia e cultura materiale, mettendo in evidenza questo aspetto, no, importante, come anche gli oggetti manufatti abbiano una loro dimensione culturale. Ebbene, nella visione di Marc Bloch abbiamo una visione molto più larga. Ed è interessante questo passaggio in cui per me particolarmente evocativo dell'immagine dell'archivio che ne ha e del documento e della biblioteca che ne ha Marc Bloch, quando dice che i documenti non saltano fuori qui e là per effetto di chissà quale imprescrutabile volere degli dei. Che cosa viene fuori? Che sostanzialmente il documento è tutto. Documento è una biblioteca, documento è una scrittura, documento è un oggetto, documento è una brocca, documento è anche quella famosa tegola a cui ho fatto riferimento prima. E nel momento in cui i conservatori descrivono questi oggetti, non è soltanto, lo fanno come dire, come manifestazione di erudizione, perché queste descrizioni di questi oggetti entrano nella storia del passato. Perché entrano nella storia del passato? Perché sono descrizioni, ecco, che non devono tener conto nell'immagine, e questa è la lezione che viene fuori dal blog, soltanto dei pieni, cioè non dobbiamo, e quindi è un incoraggiamento nei confronti degli archivisti a non descrivere soltanto gli oggetti che trovano, ma a cercare di capire perché quegli oggetti sono stati conservati, perché altri sono stati distrutti e perché sono stati distrutti e se la distruzione era volontaria o la distruzione era involontaria. Cioè sostanzialmente invita l'archivista a non essere un seriale schedatore, ma ad essere uno storico della formazione e della trasmissione dei complessi documentali, cioè ad assumere una dimensione fortemente storica, cioè interrogarsi sul perché certe cose sono sopravvissute,
quando mi riferisco a certe cose mi riferisco a certi documenti del passato sono sopravvissuti e perché altri documenti del passato sono stati distrutti. E nell'immagine che ci dà del documento Mark Bloch, in cui avvicina lo scritto, il libro, il documento d'archivio, la tegola, la brocca, eccetera, sostanzialmente museo, biblioteca e archivio si avvicinano tra di loro. Si avvicinano fortemente, tanto che, come dire, siamo entrati in quella dimensione prospettata, ad esempio, da Stefano Vitali nel suo saggio Convergenze parallele, in cui sostanzialmente il documento di biblioteca ci sembra molto più simile al documento d'archivio rispetto a quello che Leopoldo Cassese o Cencetti avrebbero potuto immaginare, soprattutto nel momento in cui parliamo di un libro annotato, chiosato, sottolineato, eccetera, che diventa un unicum esattamente come un documento archivistico. Ma al di là, diciamo, di questa convergenza parallela, no? Su cui Stefano Vitali ha molto insistito, con pagine dense di significati, cioè quello che voglio sottolineare è come in questa dimensione tutta italiana in cui il documento d'archivio veniva separato dal documento di biblioteca, nella immagine della storiografia invece degli annales francese, dove c'è un'esplosione di soggetti narrati, le masse senza volto, gli uomini e le donne senza storia, le cosiddette masse dormienti. C'è anche un'esplosione del concetto di documento e sostanzialmente c'è un avvicinarsi dei documenti dal punto di vista del significato, del valore, che non li distingue come si faceva in Italia in quegli stessi anni, ma che in realtà li avvicinano e come dire, e si stabiliscono relazioni e rapporti estremamente più intensi rispetto a quella visione dicotomica, questo è il documento archivio, questo è il documento biblioteca. È molto interessante questo passaggio perché in realtà sembra, non lo è naturalmente, ma sembra quasi una risposta rispetto a quella immagine degli archivisti come gli innocui rospi della Provenza che ci aveva dato Croce. Perché? Perché per Croce gli inventari archivistici erano semplicemente strumenti di erudizione. Servivano semplicemente per capire dove gli oggetti erano fisicamente collocati e come poterli prelevare perché qualcun altro, lo storico, nel cui petto la filosofia, cioè sostanzialmente alberga, alloggia la filosofia, il documento archivio, cioè sostanzialmente diventa qualcosa di il documento, scusatemi, il documento archivistico e le descrizioni archivistiche diventano qualcosa di diverso, di più significativo. Cioè, certo, il documento archivistico, se maneggiato dallo storico, ha un certo significato per Benedetto Croce, ma se maneggiato dall'archivista sicuramente non ha lo stesso significato, perché l'archivista gli dà soltanto un numero di corda e lo posiziona in un certo scaffale. E qui c'è una cosa molto interessante, qui, cioè c'è una visione completamente nuova del lavoro degli archivisti, la descrizione archivistica. C'è questo passaggio che vi voglio leggere. Si vedono a volte saccenti pretenziosi meravigliarsi del tempo sacrificato da alcuni eruditi per comporre opere simili, come se, grazie alle ore così impegnati in compiti che, non pur privi di un certo fascino nascosto, mancano sicuramente di pubblica risonanza, non venisse alla fine risparmiato allo storico il più spaventoso spreco di energie. Sicuramente siamo in una fase diversa, successiva rispetto a quella di Benedetto Croce, ma naturalmente siamo ancora in una fase intermedia in cui c'era, come dire, ancora bisogno di dare uno slancio scientifico, uno slancio più fortemente culturale a questa disciplina. Ed è interessante quando lui dice lo strumento certo non fa la scienza, cioè che cosa significa? Che ancora, come dire, la semplice descrizione non fa la scienza. Diventa scienza sostanzialmente nella visione, come abbiamo visto nell'altro passaggio, nell'altro passo che abbiamo
preso in considerazione, diventa scienza, cioè nel momento in cui invece si vanno ad analizzare il perché delle conservazioni, il perché delle distruzioni. Cos'è adesso l'archivio? Beh, io vorrei concludere così adesso. Beh, sicuramente è il luogo in cui si conserva la memoria di uno Stato, in cui il rapporto tra potere e archivio è ancora molto forte. Basta, come dire, gettare lo sguardo all'Archivio Nazionale di Washington, no? Per capire quanto forte sia il rapporto tra politica, potere e archivi. Ma non voglio soffermarmi, ecco, vedete qui, questa immagine è fortemente evocativa, anche perché mi viene in mente veramente l'idea del Trésor de Chartres francese. Guardate qui, le sentinelle, i Marines, eccetera, questa specie di tabernacolo all'interno del quale è custodita la documentazione più preziosa, fondante dello Stato, cioè che la Costituzione americana, la Dichiarazione dei diritti del cittadino, eccetera. Quindi quella documentazione che sta alla base della società politica e amministrativa americana. Ebbene, però non dimentichiamo anche, come dire, l'altra faccia della medaglia, quello che scrive l'amministrazione archivistica americana nei confronti dell'archivio e del significato degli archivi. Gli archivi sono patrimonio per la fiducia pubblica da cui dipende la nostra democrazia con una vera e propria funzione politica. E quindi io mi fermo qui, come dire, legando passato e presente, cioè cercando, ho voluto sostanzialmente sottolineare come certi stereotipi in realtà non siano degli stereotipi veri e propri, ma trovano un loro fondamento anche nella storia degli archivi e dell'archivistica, e nello stesso tempo sottolineare come questa relazione tra pubblico potere e archivio sia una relazione che dura ancora nel tempo ed è fortemente caratterizzante anche ai nostri giorni. Io mi fermo qui e passo la parola ai nostri organizzatori. Raffaele, grazie, è veramente affascinante questo tuo intervento e molto MAB, devo dire, no? Perché proprio così vicini, così lontani fra archivi, biblioteche, musei e tutto questo intrecciarsi di percorsi. Ecco, un percorso che noi abbiamo provato nel nostro piccolo, insomma, a fare in ambito regionale. Già l'anno scorso mi confermava Dimitri Brunetti che stanno per uscire gli atti degli incontri dell'anno scorso. È un percorso che è importante fare insieme e continuare a fare insieme. E anche è importante non fermarsi, no? Avere anche questa perseveranza in questo lavorare. Le nostre professionalità chiaramente richiedono e pretendono un cammino continuo, collettivo di aggiornamento professionale, mai fermarsi. Camminare nella scienza, ma camminare con la società, oltre che con lo studio scientifico e con la tecnologia. In questo ciclo abbiamo affrontato proprio le scienze, perché solo dal confronto, dal cammino comune possiamo evitare di diventare delle figure cristallizzate, bloccate in una dimensione temporale che perde il contatto con il tempo nel quale si vive. E Raffaele proprio ci ha fatto vedere in questa carrellata come la figura dell'archivista, ma anche le altre figure ovviamente vanno modificandosi.
quali beni museali, bibliografici e archivistici, come valorizzarli, soprattutto direi anche come comunicarli. Dobbiamo qui veramente evitare il rischio di rinchiuderci una sorta di cerchio di adepti che si parlano addosso, si perdono in elucubrazioni fine a se stesse. Rigore scientifico, certamente, ma anche apertura a coloro che quei beni vogliono conoscere, approcciare e utilizzare, e qui di nuovo il rapporto con gli storici, ma non solo. Il primo passo è quello di metterci noi stessi in ascolto degli altri operatori, di scoprire quelle possibilità di conoscenza incrociate che sono inevitabili. Si studia una figura, si studia un evento, si parte dalla biblioteca, poi si va in archivio, magari al museo, poi si produce un nuovo studio che torna in biblioteca, è così un circolo un po' continuo, ma sicuramente positivo. E su questo poi anche la tecnologia, la rete informatica che facilita questi percorsi, ma fino a un certo punto, no? La facilita perché mostra i collegamenti, suggerisce come proseguire, però poi ci vuole lo studio. Ecco, il MAB vuole essere anche questo, oltre che un momento di incontro, di crescita reciproca fra figure professionali diverse, un'apertura agli studiosi. Guardiamo anche dall'altra parte. Gli studiosi di cui le figure professionali, quelle degli archivisti, ma anche dei bibliotecari e dei museali, sono le guide, gli intermediatori. Rapporto con l'università, qui è molto importante perché questo è l'incontro con i docenti, ma è l'incontro con i giovani per proseguire per una strada giusta che assicuri un futuro certo, la tutela, la valorizzazione del nostro patrimonio culturale, andare avanti. Quindi in questo vicini e lontani, ma anche in questo sguardo attraverso il tempo e con un occhio al futuro che sicuramente non bisogna trascurare. Diciamo che l'incontro qui fra le associazioni, le sezioni regionali di comitato ICOM, le sezioni AIB e ANAI, con l'università è stato molto felice da questo punto di vista. È partito certamente dall'incontro con Dimitri, che è una persona aperta e anche un amico, ma da questo è nato veramente un cammino che mi pare che meriti di essere non abbandonato, ecco, che meriti di continuare ad essere percorso, perché noi poi siamo tutti appassionati di questo nostro, di questi nostri mestieri, non li vogliamo lasciare scadere, vorremmo vederli sempre crescere e migliorare e continuare, no? Nel futuro, sempre in queste evoluzioni che vengono da lontano, come ci diceva Raffaele Pittella, ma che vanno anche lontano e che sicuramente si modificano e seguono non solo la scienza, ma seguono anche la società stessa, come si va evolvendo. Non so se c'è qualcuno che vuole intervenire e fare domande o riflessioni, e questo è il momento. Vorrei prendere un attimo la parola per ringraziare di tutto cuore Raffaele per il viaggio affascinante
fra la storia degli archivi, del pensiero e della società che ci ha proposto oggi. Quando abbiamo pensato a questo ciclo di incontri, mi permetto di dire, abbiamo proprio pensato esattamente a questo tipo di interventi che hai declinato e ci hai proposto magnificamente, ecco, toccando la natura e l'identità dell'archivio, il ruolo degli archivi, un ruolo politico, un ruolo culturale, un ruolo sociale. Mi è piaciuta molto anche la conclusione. Ti ruberò l'idea di proporre l'immagine della Costituzione americana così presidiata, che è un'immagine fortissima, fortissima, che effettivamente non Trésor de conoscevo. Chartres, Guarda, sì, sì, la assolutamente. Sainte-Chapelle. Hai visto il tabernacolo? Ho visto, ma devo dire che molti dei punti che hai toccato, tu li hai toccati meglio e in modo più colto, devo dire, ma fanno parte anche del mio bagaglio e quindi ti ho seguito con piacere, interesse e con condivisione. E anche nella definizione finale del NAR, che devo dire uso anch'io come ultima definizione nel percorso degli archivi, dove c'è questo ruolo sociale, politico, di condivisione degli archivi e, se non ricordo male, la definizione finisce anche in un modo che per noi, per la nostra tradizione, è quasi inconcepibile, perché, se non ricordo male, il funzionario pubblico poi è riconoscente verso il cittadino che ha fatto il controllo e ha trovato cose che vanno bene, la definizione non lo dice, ma noi sappiamo che la pubblica amministrazione funziona sempre, tranne in alcuni momenti che sono normali, sempre molto bene, trova qualche piccolo problema e il funzionario pubblico lo risolve. Quindi questo patto, questo contratto fra la pubblica amministrazione, il cittadino, che si concretizza nella visione comune degli atti, del ruolo politico e sociale degli archivi, insomma è una bella definizione e una chiusura su un percorso che commenterei nelle varie fasi, ma ho già preso troppo tempo. Insomma ti ringrazio, ecco. Ringraziamo Grazie a tutti voi, grazie veramente all'amico Dimitri Brunetta, all'amica Grazia Tatò, è stato un piacere, come dire, essermi spostato dalle vostre parti, essere venuto ad Udine, sebbene virtualmente. Bene, grazie di nuovo. bene. Non c'è nessun altro che vuole intervenire, Hilde? Sì, ringrazio anch'io. Mi sentite? Sì, Scusate. sì. Sì, Sì, bene. ringrazio anch'io. Sono tornata ai miei studi di beni culturali. Io ho studiato archivistica col professor Romiti e ricordo che aveva un grande interesse proprio per la prospettiva storica della disciplina ed è stato un bellissimo esame quello di archivistica generale e mi ha fatto tanto piacere risentire anche certi nomi, certe cose che forse ormai da tanti anni come bibliotecaria un po' avevo dimenticato. Quindi grazie, una bellissima carrellata, ma anche una bellissima riflessione proprio anche sulla professione, che è importante, perché ed è importante per tutti noi, come ha ricordato anche Grazia. Veramente grazie, davvero. Paola, Marina. Ma sì, io non riesco a comparire a video, ma comunque non posso Sentiamo, ci provo, ma volevo anch'io associarmi assolutamente a questo applauso generale. Chiaramente non appena ho sentito parlare di cultura materiale, perché museologi va bene, ma la radice archeologica nel mio caso, che in realtà a livello di formazione poteva sembrare la cosa più distante degli archivi, cioè questi archeologi immersi nella terra, nella appunto cultura materiale, come
sì, uno potrebbe ipotizzare distante da quelle che invece sono le carte, e soprattutto come questa, diciamo, comunanza di risalga indietro, non sia un fatto recente, come proprio in una carrellata storica che io ho trovato appunto assolutamente affascinante nella mia ignoranza totale di storia di archivistica. Invece io non ho questo background, ahimè. Però riscoprire dei punti di contatto su due discipline che parrebbero appunto abbastanza lontane, assolutamente nello spirito interdisciplinare e diacronico di questi incontri, e insomma di noi del MAB, direi. Devo dire che ringrazio proprio per queste così, illuminanti punti di convergenza. Marina, ci sei? Ci sono. Non so se appaio, se funziona la mia telecamera. Ah sì, adesso anche sì. Appaio, ci sono? Sì. Ah, ecco, mi vedo anch'io, sì. Beh, anch'io, per me è stato un pomeriggio sicuramente interessante, e sempre ripensare alla storia della nostra... ci siete? Sì. Che Ti sentiamo. Annarito. Ti vediamo e ti sentiamo bene. Scusate, sì, e pensare appunto a qual è la storia della nostra professione, no? Come è percepita, come è stata percepita nel corso dei secoli, adesso come comunque si è trasformata, perché comunque in questi anni si è parlato di archivisti, no? C'è anche, in quanto ANAI, in quanto associazione professionale, quanto si sta ancora cercando di fare, perché appunto anche chi attualmente studia e quindi spera di poi svolgere l'attività di archivista debba essere tutelato, e quindi pensare che conoscere quelli che sono stati i pensieri di un tempo, che possono essere dei luoghi comuni, ma che noi comunque dobbiamo continuamente evitare che vengano perpetuati. Conoscere ma non perpetuare in qualche modo, no? Quindi dare fiducia, dare coraggio, spronare i giovani, perché deve esserci un ricambio generazionale nella nostra attività e in tutte quelle che sono le sue varianti, dall'ente pubblico all'attività del privato, al continuare a saper leggere i documenti delle diverse epoche, al digitale. E quindi è stato assolutamente molto piacevole ascoltare l'intervento di Raffaele. Grazie molte. Allora, Raffaele, grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie, alla prossima allora.